L'ex PM Galvanica, la fabbrica dei veleni, si sta per scrivere la parola fine sulla terribile vicenda che ha riguardato l'azienda di cromatura di via Trecase, a Tezze sul Brenta, colpevole di uno dei casi più grandi a livello nazionale di inquinamento di falda acquifera da crome esavalente e nickel. Un danno incalcolabile all'ambiente e alle persone. Il sito oggi è ancora sottoposto a bonifica e con l'ultimo finanziamento si completerà il lavoro di messa in sicurezza dell'intera area, che sarà concluso in via definitiva nel 2026. Complessivamente questo inquinamento è costato alla Regione e ai contribuenti 14,7 milioni di euro, 13,6 dei quali sono stati messi dalla Regione Veneto attraverso la legge speciale per Venezia. È sempre Barcato che ci illustra in cosa consiste quest'ultima fase di lavori di bonifica. Viene lavorato il materiale contaminato qui, poi viene fatta tutta una barriera che ha una profondità di 24 metri, quindi stiamo parlando di un setto davvero importante, e poi alla fine viene messo un capping cosiddetto, una copertura a chiusura dell'area, in modo tale che non sia più un problema per nessuno, e finalmente potremo ridare al territorio una porzione di Veneto che ha creato tanti e tanti problemi. Ed è categorico sul tema delle responsabilità. Non è possibile che uno arrivi, inquina, poi viene beccato, fa un patteggiamento, si fa 2 ore di carcere e poi amici come prima. No, non è così che funziona, perché qui noi usiamo soldi dei contribuenti che sono i soldi di tutti noi, e questa gente qua non paga. Allora ci deve essere una normativa che sia davvero efficace. Chi commette reati come questi coscientemente deve passare la vita in carcere, non può avere attenuanti.